Festa dell'Agricoltura di Strana è un evento dai molti significati. È una tradizione lunga 37 anni. Una fiera agricola di riferimento nella Marca trevigiana, ma soprattutto è una festa, un luogo di aggregazione in cui la comunità di Strana celebra i suoi valori. Il lavoro agricolo che ancora oggi, in tempi di crisi, continua ad offrire spazi ed opportunità. È molto importante perché è molto interessante, fra l'altro, anche perché il mondo agricolo rappresenta il momento in cui la gente ha ripreso ad investire nell'agricoltura. Proprio nell'ultimo anno abbiamo registrato parecchio interesse da parte dei giovani di investire nell'agricoltura, di impegnarsi, di fare dei prodotti innovativi, di vendere i loro prodotti, e vedo che ci sono dei risultati interessanti che quindi fanno ben sperare anche per il resto dell'economia. Fra trattori d'epoca, cavalli, artigiani della tradizione e produttori a chilometro zero, la Fiera di Strana è una ricorrenza attesa dal pubblico, dagli operatori di settore e dagli stessi espositori, la cui partecipazione continua a crescere. Sì, è una fiera che da quest'anno, anche con il mio nuovo incarico, cercheremo di riportarla nell'agricoltura vera e propria, con chi ci lavora e chi ci lavora attorno all'agricoltura, con tutte le aziende che dai mangimi, dagli oli lubrificanti a tutte le aziende con i trattori, i concessionari di trattori. Chi ha piacere di far conoscere cosa c'è dietro all'agricoltura, cercheremo di ritrovarci sempre qui ogni anno. E tanti imprenditori che anche loro in grandissima difficoltà però contribuiscono a sponsorizzare queste manifestazioni, e credo che questo sia il grande valore aggiunto di questo territorio, dove imprenditori, pubblica amministrazione credono in un sviluppo sociale, credono nelle nuove attività, credono in quelli che sono i valori della nostra storia, della nostra tradizione, l'agricoltura in primis. Novità di questa 37esima edizione, il ritorno delle vacche da latte, protagoniste anche della tradizionale mostra zootecnica. Ed è una bella cosa far rivedere anche ai bambini così le vacche come sono, perché altrimenti rimangono con l'idea che ci possono essere solo quelle blu che vedono alla TV. Per cui stiamo trascurando un po' quelle che sono le tradizioni. È bello vedere comuni come quello di Strana che alla fine riesce comunque a tenere il collegamento fra quella che è l'agricoltura e quello che è praticamente quello che è il consumatore. Una fiera che non si limita a parlare, ma che vuole fare agricoltura. Un impegno che ancora oggi, dopo 37 anni di tradizione, l'amministrazione comunale riesce ad onorare nonostante le difficoltà del momento economico. È difficile perché ci sono anche 1000 cose burocratiche, ecco. Quindi chiediamo tutti gli apparati, diciamo, per far sì che queste manifestazioni siano portate avanti, di darci una mano. Parliamo di tutto l'apparato anche regionale, provinciale, parliamo anche di ULSS e non per ultimo anche le associazioni di categoria che devono darci una mano, perché noi vogliamo che il mondo dell'agricoltura sia promosso. Va detto che un'amministrazione comunale che riesce a ritagliare sempre più ristrette risorse economiche uno spazio importante per un settore come questo è sicuramente un'amministrazione comunale alla quale va veramente un plauso, perché sappiamo benissimo che ormai i nostri primi cittadini, i nostri sindaci sono sempre più alle prese con situazioni di grande emergenza e sempre minori risorse, perciò sicuramente un risultato di questo tipo, tra l'altro con un interesse e una risonanza che sta ogni anno crescendo, va veramente apprezzato questa amministrazione, il suo assessore, il suo sindaco, perché danno una risposta significativa al comparto.